Ogni anno in Veneto 4.000 nuovi casi di tumore al seno, di questi il 90% guarisce, fondamentale, parola di medici, la prevenzione. Ecco, la prevenzione attraverso mammografia ed ecografia mammaria. Quest'ultima è indispensabile per far scoprire eventuali anomalie e permettere una cura immediata. Eppure non per tutte è possibile affrontare uno screening se non si contano quelli biennali disposti per legge, perché la sanità regionale ha deciso che se una donna vuole farsi un'ecografia tra i due stabiliti, se la deve pagare. Non è più mutuabile, avete capito bene? Con le nuove disposizioni il medico di base non può più prescrivere il cosiddetto esame polifasico, composto da visita senologica, ecografia mammaria e mammografia, esami che permettono di individuare la malattia con precisa immediatezza. Questo può essere prescritto solo a pazienti che presentano sintomi specifici e soltanto per la fascia d'età compresa tra i 50 e i 69 anni. Le altre si arrangiano. Non lo sapevo, è certo che è sbagliato, no, non è certamente giusto. Io ho un sacco di amiche che hanno questo problema e l'hanno trovato con l'ecografia. Dispiace che questo succeda. Non sarebbe giusto. Perché si parla tanto di prevenzione, però Prevenzione, però bisogna anche lasciare la possibilità alle persone di poterla fare, perché non tutti possono avere i soldi per poterla fare, insomma. Ecco, secondo me è importantissima la prevenzione, cioè l'ecografia andrebbe fatta ogni anno. La faccio per prevenzione, non per il momento, e per prevenzione dopo si spera sempre. È sbagliato, sbagliatissimo. La prevenzione è la cosa migliore, sì. sì, loro la sbandierano tanto la prevenzione, però Sì, però dopo non c'è mai. E spero che ci sia anche una protesta da parte di tutte noi donne.